Ad Agrigento, a Villa Genuardi, l'Ordine degli Architetti, con il patrocinio del Polo Universitario di Architettura e Donna, ha organizzato un convegno sul tema stratigrafia in movimento. È intervenuta Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, autorevole protagonista femminile dell'architettura. La scelta è stata quella di invitare Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, che è un architetto donna siciliana e che è un grande esempio per la nostra professione, perché appunto ha ottenuto grandissimi riconoscimenti sia in campo nazionale che in campo internazionale e si misura, diciamo, con delle sfide di progettazione che sono le stesse con cui abbiamo a che fare noi giornalmente. Quindi non parleremo solo di architettura femminile, ma parleremo di architettura di qualità nella piccola scala, nel nostro contesto, nel tentativo di dare un messaggio di ottimismo per la professione e per tutti i nostri colleghi. Ho trovato piacevolmente un ambiente molto accogliente, devo dire. Io di solito è molto difficile che faccia delle conferenze agli ordini professionali e questa volta devo dire che, diciamo, le mie perplessità si sono in qualche modo dissolte. La presenza di lei, oltre a dare un contributo per l'accrescimento professionale, rientra in quello che è un percorso di attività che vogliono festeggiare quella che sono i 100 anni della nostra professione e di dare anche un risalto a quella che è la professione dell'architetto al femminile, quindi con la rappresentanza di un architetto donna. In realtà quella di oggi è una prima tappa di un percorso che durante la prossima primavera ci vedrà impegnati in una serie di eventi per la celebrazione del centenario della Costituzione degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri d'Italia, che sono stati fondati proprio dalla legge 1395 del 24 giugno 1923.